Era un uomo tanto molto legato alla famiglia, noi anche se era molto impegnato lo vedevamo poco perché impegni di politica, di lavoro eccetera, però quando era in famiglia, insomma lo sentivamo presente quando c'era e anche quando non c'era, se avevamo bisogno di lui non dovevamo andare a cercarlo, insomma, no, era uno che faceva il padre di famiglia sul serio, insomma, con dei valori legati alla terra, al Veneto, lui era amante molto del Veneto, di tutto il Veneto, lui era di origine trevigiana ma amava molto Venezia, come amava molto la montagna veneta, era molto legato a questo e anche molto legato ai valori cattolici. Anche lui è stato seminario per poco tempo, pochissimo tempo, ma soprattutto nell'azione cattolica. No? Penso che la sua scuola politica iniziale più importante sia stata l'azione cattolica. Il mondo è cambiato molto, ma è cambiato dimenticandosi di quello che era il mondo 50 anni fa ed è sbagliato dimenticarsi queste cose. Quello che mi ricordo in particolare del mondo politico, insomma, questo penso sia quello che a voi interessa di più, era un mondo dove il legame tra la politica e i valori umani, i valori morali, religiosi era molto più sentito, mi sembra, di come lo sia sentito oggi. Io ovviamente ho cercato di fare tratteggiare un po' un profilo politico chiaramente, partendo da un dato banale biografico, cioè il fatto che Orcalli è nato nel 1920 e mi interessava innanzitutto vedere dietro questa questione un po' generalmente presa in considerazione delle generazioni, il confronto tra le generazioni, quale fosse, o meglio, mettere a fuoco come emerge dagli scritti la sua visione della figura di De Gasperi, perché ovviamente è stato un po' il punto di riferimento di tutti i democratici cristiani dalla fondazione della DC fino alla morte appunto del 54. E il fatto di aver valorizzato in maniera anche abbastanza inaspettata, perché originale appunto, alcuni aspetti della politica degasperiana, in particolare questa attenzione continua a superare le fratture della società vissute ovviamente profondamente con il fascismo, questa frattura tra nazione e antinazione, doverla in qualche maniera ricomporre per costruire la casa di tutti gli italiani. Ecco, l'aver messo a fuoco questo elemento, l'aver messo a fuoco la capacità di scegliere, di fare la scelta del referendum istituzionale, affidando appunto la decisione finale alla volontà popolare diretta, non attraverso i partiti, tutto in qualche maniera rispondeva ad una sorta di composizione di una società che era profondamente divisa e disgregata, che doveva ricostruirsi appunto dopo 20 anni di totalitarismo fascista che aveva creato fratture profonde. E l'idea appunto di eleggere un Presidente della Repubblica monarchico, il primo capo di Stato provvisorio, rispondeva esattamente a questa strategia. E una seconda questione che appunto ho cercato di mettere a fuoco, con cui è un po' concluso, ho aperto e concluso, cioè il valore del referendum sul divorzio naturalmente, perché lì è un passaggio delicato, profondamente diciamo, divisivo anche all'interno del mondo cattolico, e certamente non il risultato che si aspettava né il mondo cattolico né il risultato positivo che si poteva attendere alla DC, e lo stesso Orcalli naturalmente, però l'idea in qualche modo che bisognava prendere atto di un paese che si era trasformato e che questa trasformazione in qualche modo dovesse richiedere un diverso atteggiamento della classe politica, al punto che lui si andava chiedendo quanto e se quanto quella classe dirigente che aveva in qualche maniera accompagnato il paese fino alla metà degli anni 70 fosse ancora in grado di governare un paese ormai profondamente rinnovato. E si rivolgeva ai giovani dicendo dobbiamo rinnovarci in qualche maniera, e a voi che poi spetterà il compito di portare avanti la guida di questo paese.